Abbandonano 420 kg di rifiuti lungo la strada della Carpaneda, ma vengono notati da un cittadino che prende nota di una parte della targa e segnala il fatto alla polizia locale, che riesce a risalire alla ditta grazie all'ausilio dei Targa System. Sono i risultati di una complessa indagine partita un mese fa, che ha permesso agli agenti di intervenire nell'immediatezza sul posto, ricostruendo che il materiale, non pericoloso ma voluminoso, era parte di vecchio mobilio e documenti riconducibili allo sgombero di una cantina di un privato. Grazie alla tempestività della segnalazione abbiamo potuto verificare i transiti di tutti i veicoli in zona tramite appunto il sistema di Targa System, e in base alla qualità del materiale abbandonato siamo risaliti alla provenienza riferita a uno sgombero di una cantina. Gli agenti sono così riusciti a risalire alla ditta che era stata incaricata ad effettuare sgombero e lavori e che si era avvalsa del furgone a noleggio, tra l'altro dotato di sistema GPS che ne avrebbe così confermato gli spostamenti. I 420 kg di materiale sono stati rimossi da IM Ambiente, il titolare della ditta esecutrice dei lavori indagato. È stata fatta una segnalazione all'autorità giudiziaria a carico della legale rappresentante della ditta, in quanto responsabile anche dell'attività dei propri dipendenti. Il plauso dell'assessore all'ambiente per il senso civico del cittadino, che ha prontamente segnalato l'accaduto, e viene ribadito l'impegno dell'amministrazione sul versante più ampio dell'abbandono rifiuti attraverso il potenziamento del parco telecamere presenti nelle isole ecologiche. La nostra lotta contro l'abbandono dei rifiuti prosegue sempre ogni giorno e adesso aumenterà, perché stiamo per installare altre 2 videocamere fisse di telesorveglianza in 2 isole ecologiche. Abbiamo già definito con la polizia locale e AIM la localizzazione, quindi si aggiungeranno le altre 6 che ci sono già, oltre che ai sistemi mobili che abbiamo già e alla polizia in borghese che già ogni giorno tutela e batte il territorio.